ci sono già 5 avvocati che stanno preparando una cordata per denunciare lo Stato italiano e Equitalia. 5 avvocati per denunciare lo Stato italiano che attraverso Equitalia opprime i cittadini e li priva delle loro risorse, denunciati alla Corte di Strasburgo. E la richiesta di un referendum per l'indipendenza. Manifestazione questa mattina davanti alla sede trevigiana di Equitalia, tra fischi, striscioni e manichini. Chi urlava basta Italia, chi basta tasse e soprusi, chi ti cercava per raccontarti la sua storia. Visto che ha detto c'è 4.637 euro, ma dove trovo questi soldi qua con queste crisi qua? Per l'ICI non pagata, io non la pago da quando è stata inventata. Mi hanno fatto un fermo macchina, io faccio il rappresentante e col fermo macchina sarei impossibilitato a girare. Non si capisce perché noi dobbiamo essere ligi e svizzeri e loro possono essere non diciamo cosa. Allora ci deve essere una equità. Non ha più senso di esistere, sono esosi e al massimo ne approfittano di tutte le situazioni. Questi veneti che lavorano all'interno di Equitalia devono lavorare in coscienza e devono non essere collaborazionisti di uno Stato che ci opprime. 7 lumini sono stati accesi ai piedi dei manifestanti in ricordo degli imprenditori che, soffocati dai conti da pagare, hanno scelto di togliersi la vita. Non era solo un movimento politico oggi a protestare davanti ad Equitalia, ma una realtà fatta di più anime: Veneto Stato, Parlamento Veneto e la LIFE. Non faccio parte di Veneto Stato, però so che esisteva e li apprezzo anche se non posso partecipare, perché se non ci fossero loro saremmo presi peggio ancora. Sì, fanno bene. Ridurre l'orticello non serve a niente, anzi. Tra le richieste portate da Veneto Stato, la chiusura della sede trevigiana di Equitalia, il blocco di tutte le cartelle esattoriali e lo sblocco dei mezzi confiscati. Ci hanno risposto che porteranno le nostre istanze a Roma e che cercano ogni giorno di venire incontro alle nostre iniziative e che il loro atteggiamento sta cambiando. Per noi non è ancora sufficiente, deve cambiare molto di più.